Non la lotteria degli scontrini, sta scatenando tutti quanti, io glielo dico. Grazie. Allora, mi ricorda, perché secondo me è molto importante quel dato che dicevamo appunto prima di iniziare la nostra chiacchierata. Cioè si dice sempre che qui dovremmo mettere più persone, l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, no? Per fare delle inchieste, per capire, per andare a cercare quei soldi là dove ci sono. Invece in questo caso come finisce? No, ma in questo caso è semplice, lo Stato se vuole stimolare... utilizza il suo personale. Certo, se vuole stimolare l'emissione di sconti fiscali deve usare il suo personale, cioè quindi la Guardia di Finanza, quindi i vigili urbani, i carabinieri, cioè quindi quello non deve scaricare sugli esercenti il suo costo. Poi tra l'altro, direttore, dal 2003, perché in questi giorni mi sono documentato, anziché passare il tempo a darmi a divertire come solitamente si fa il fine settimana, io mi metto sul computer, guardo, leggo e mi preparo. Dal 2003 non vengono più sanzionati i cittadini che non hanno lo scontrino fuori dal negozio, e uno potrebbe dire, beh, questa è una cosa giusta. E infatti chi ha fatto questa rettifica di norma ha pensato, beh, ma no, è che evade è colui che non emette lo scontrino fiscale, e quindi si dà sempre addosso al piccolo negoziante, al bottegaio e quant'altro. Io dico, invece no, è colpevole anche il cittadino deve chiedere lo scontrino fiscale. Cioè, deve essere, certo, non si può solo criminalizzare una categoria di piccoli lavoratori autonomi che se non emettono lo scontrino, al di là che molti sostengono che c'è una parte di evasione fiscale che è di sopravvivenza, ok? Quindi fatto 100 andiamo a vedere... Questo lei lo conferma, diciamo, dall'esercente, da imprenditore. No, lo dicono i politici. Ma anche per lei è così, c'è una piccola evasione di sopravvivenza? Io personalmente non ho necessità di fare una piccola evasione di sopravvivenza, perché poi nasconde un altro problema. Io ho un'attività che è legata del personale e mi sono sempre detto, perché io devo non avere una contabilità corretta e precisa per rubare 10 euro al fisco quando mi espongo che potrei poi avere l'inaffidabilità del personale? Quindi se tu vuoi avere una corretta gestione della contabilità, che tutto sia regolare, la cosa migliore è rispettare le regole dello Stato. Però dico un'altra cosa, quindi non è vero che se uno se ne esce dal negozio senza lo scontrino fiscale è solo colpa del gestore, perché io potrei anche devo chiederlo. No, ma potrei dirle una cosa, lei ha accettato di pagare il caffè €1 anziché €1,20 per trarne un indebito vantaggio e non avere lo scontrino. Quindi l'infedeltà fiscale o quello che può definirsi il favoreggiamento personale nel non avere lo scontrino non è solo eventualmente del gestore, ma può essere anche del cliente. E quindi si deve responsabilizzare eventualmente tutta la popolazione alla pari, gestori e clienti. Chiarissimo. Senta, ma lei scriverà a Sangalli, ce l'ha detto, no? Presidente nazionale del Confcommercio domani, no? L'ho annunciato poco fa, deve intervenire, far cambiare l'idea di governo. Raccomandato domani Per forza, dove le scrivo, vedi che qui. E così lo riprendiamo nel TG. Però mi dice una cosa, c'è un suggerimento, diciamo, mi sembra di intendere che lei su questa grande campagna di lotta all'evasione non crede molto, non crede forse neanche ci sia la necessità. Assolutamente no, bisogna intervenire nei costi. Nei costi, va bene. Negli costi, quindi negli sprechi, nei privilegi, perché chi ha fatto questa norma della lotteria... Sono i privilegiati. Quasi sicuramente sono persone che prendono 8-10 mila euro al mese, sono funzionari e dirigenti di Roma che magari ci costano 100-150 mila euro all'anno, cioè forse più del fatturato di qualche piccolo negozio, del fatturato, non dell'utile. Chiarissimo, un po' arrabbiato. E quindi non è che suggerirà a Sangalli se vogliamo fare questa cosa, cambiamo Sangalli così. Dico chiaramente che deve riprendere a fare il lavoro del sindacato, cioè si deve intervenire prima che le norme vengano fatte, vanno discusse, ma certamente fin tanto che le associazioni di categoria fanno il doppio gioco di essere sindacato e nello stesso tempo artefici nella gestione della contabilità e quindi trarre profitto dalla gestione della contabilità, dalla consulenza e dall'applicazione delle norme, la vedo difficile. Devono essere separate le cose. Il sindacato deve fare solo difesa della base. Alla gestione della contabilità, alla gestione della consulenza, alla gestione dell'applicazione delle norme, non devono fare i liberi professionisti.
ma il sindacato deve fare e intervenire nelle norme e prima che queste diventino applicative. Hai scritto l'ASCOM a sto punto, no? Sì, ancora. Io mi ero sta pensando cancellato, sono stato fuori per circa 10 anni, poi ho capito che in realtà se vuoi smuovere qualcuno ci devi essere dentro, e quindi 2 anni fa mi sono iscritto di nuovo. Riesci a smuovere? Io spero che dopo questa Insomma, trasmissione questa sera diciamo che date un bel colpo, provino a creare giustamente la situazione per cacciarmi, e naturalmente io questo l'ho messo in conto, e come tutte le cose quando intraprendo una battaglia penso anche poi alle conseguenze e quindi mi preparo. Senta De Stefani, però di fatto io non so se poi appunto lei vuole leggere, perché ha parlato di funzionari che hanno studiato questa cosa, in realtà sa che esiste in altri paesi, no? Ci si cita sempre il Portogallo, e sa che l'idea è stata riportata alla luce l'anno scorso, 1 anno e mezzo fa, da un senatore di questa regione che è Massimo Bitonci, che era sottosegretario all'economia eccetera eccetera, quindi Lega. Forse l'hanno applicata diversamente, cosa vuole dire? Cioè non ha un colore, non è importante? Guardi, io... Parliamo di un partito che è vicino in teoria, no? Io anche il secondo passaggio che volevo fare era proprio un approfondimento diciamo politico. A me risulta che in particolar modo l'onorevole Pesco affida a questa lotteria grandi aspettative, e quindi secondo me c'è una forte valenza anche dell'attuale governo, dell'attuale forza politica, in particolar modo del 5 Stelle. D'altronde, se non fosse così e che la pensano diversamente proprio in una dinamica di essere più dalla parte dei cittadini e un po' meno da parte del sistema, allora avrebbero bloccata e avrebbero riflettuto, anziché annunciare che dal 1° di luglio sarà già operativa. Io spero che anche con questo mio discutere si rivaluti. Poi se lo Stato, se la pubblica amministrazione, se la politica lo pensa opportuno, per me lo può fare. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, che come imprenditore, come piccolo gestore, come esercente, come barista, non mi si chiede di dedicare un secondo e un centesimo. Un secondo di tempo non me lo devono prendere, e un centesimo di nessuna natura, anche di natura di assistenza ai sistemi software, perché molto probabilmente con i milioni di dati che dovranno essere inviati non vorrei che il mio sistema software ci fossero problemi. Quindi, per me possono anche proseguire, l'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, né mio né del mio personale, né un centesimo di costo. Quanto ho detto che costa? Perché ci vuole un minuto per ogni scontrino, immaginiamoci, se fosse davvero così. Io l'operatività pura non l'ho ancora esercitata, perché non sappiamo quali sono i passaggi, esattamente, no? Però ripeto, lei provi a cronometrare il momento in cui il cliente dice: guardi che io con questo voglio aderire, esatto, perché sì. Attenzione, ci dovrà essere l'associazione del codice fiscale a quel specifico numero di scontrino, quindi provi a immaginare un po'. Quanti dati bisogna inserire? Oggi pomeriggio mi sono chiesto, ok, questo è lo scontrino fiscale. Io penso con la pistola, per esempio, no? Con quella fosse come quella del pagamento. Le ho detto un attimo fa, non un secondo. Fosse anche, già sarebbe neanche un secondo. Fosse anche un secondo, non dobbiamo farcene carico, punto. Neanche fosse un secondo. È un problema dello Stato. Si arrangi lo Stato, o eventualmente si arrangiano i cittadini. Che sarebbe un bellissimo investimento, come dicevo all'inizio, magari un totem, un tablet che il cliente si arrangia all'interno della sua attività. Mi raccomando che la gestione elettrica deve essere automatica, perché io non voglio un costo di un centesimo di energia elettrica. Che dopo ricade su di lei, o il noleggio del tablet, o l'energia elettrica. Si deve arrangiare lo Stato, punto. Ma non deve ricadere né sui gli esercenti. Ma scusi, ma adesso penso una cosa, come quando si fa la schedina, diciamo. Io mi ero promesso di stare un po' più tranquillo. No, so io che la devo fare a citare, se no che ci stiamo a fare. Ma non è che fa tanta fatica. Allora, questo è vero. Però se vince, diciamo, quello scontrino che è stato rilasciato dalla sua attività, lei ne ha una compartecipazione alla vittoria? Neanche. Ma no, non mi pare, non credo. Sicuro? Ma no, lo Stato non mi ha mai dato niente. Nel mio negozio l'unica volta
ho detto e lo ribadisco con massima certezza, sono più di 20 anni col punto vendita, ho fatto conto che ci sono stati circa 6.000 giorni, non mi è stata fatta una contestazione per mancata emissione dello scontrino. Qualcuno potrebbe dire ma lei è fortunato, beh insomma io credo di essere fortunato come tutti gli altri, ma forse anche un po' più attenzionato degli altri, quindi magari la volontà di potermi incastrare magari ha sollecitato, no, l'idea a qualcuno. Ebbene, nonostante ciò non è mai avvenuto, perché i miei figli quando vanno a prendersi i duetti di prosciutto nel mio negozio hanno lo scontrino fiscale, mio papà e mia mamma abitano sopra, se gli serve un salame vanno giù, lo pagano e si prendono lo scontrino fiscale, per cui per me sotto sto profilo qui non esiste. E invece purtroppo sempre questo negozio, per il malaffare di 2 funzionari agenzia di entrate, sono riusciti a ingannarmi e anni addietro a farmi pagare un importo non dovuto, e comunque se fossero in ascolto li tranquillizzo, perché io sto ancora cercando giustizia, perché non posso accettare che lo Stato, che funzionari dello Stato, per ottenere un risultato che a loro fa comodo, si siano permessi di manipolarmi dei dati. Quindi, ragazzi, finché sono vivo io non mollo. E in Italia ci sono tanti esempi di persone che, anche se sembravano, non avessero speranza di vincere contro l'istituzione che alla fine ce l'hanno fatta. Esatto, quindi anche questo di dire in modo così semplice, ma lo Stato ha sempre ragione. No, hanno ragione i cittadini, che hanno ragione, perché lo Stato siamo noi, il resto è casta, il resto sono privilegiati, ma lo Stato siamo noi. Partecipazione alla vittoria o no? Alla vincita, anzi, scusi. No, Mi piacerebbe, no. cioè nel senso potrebbe essere. Io non mi ricordo. Non me ne frega niente. Mi interessa una cosa, non voglio un secondo di tempo dedicato in più e non voglio un centesimo di costo in più in danno delle aziende. Chiarissimo. Senta, porterà avanti questa battaglia all'interno anche dell'associazione di categoria? Chi la segue? Nei prossimi Qualcuno? giorni. Cosa le hanno scritto in queste ore? No, un buon silenzio. Beh, insomma. No. Beh, fa arrabbiare tutti, non credo che. Perché devono stare in No, in silenzio? effetti una cosa che ho apprezzato molto è stato il silenzio Lei dice? di, Cioè, l'ha di apprezzato? ieri e di oggi. Eh sì, perché il silenzio parla. Questo senz'altro, però Il voglio silenzio dire, parla molto. questo senz'altro, però altri, perché lei insomma è molto noto, altri esercenti le hanno scritto. Certo, ma io mi riferisco alle persone di categoria, perché quelle sono quelle che dovrebbero dare il segnale. Poi anche alcuni minuti prima di arrivare qui ho ricevuto telefonate importanti di persone alle quali gli dico però ragazzi, io mi sono un po' stufato del fatto armiamoci e partite, perché io proprio qualche mese fa ricevetti da una dirigente dell'Ascom un messaggio di apprezzamento. Adesso le do una bella news. E in uno dei miei interventi di qualche mese fa, tra i tanti messaggi solidali, me ne arrivò da un dirigente dell'Ascom, alla quale io prontamente risposi: io non sono come te e come la tua associazione che dice armiamoci e partite. Io mi armo e parto per davvero, e mi riferisco di nuovo a tutte le volte che ho proposto alle associazioni, ma anche a un'industria, attenzione, non solo, ma anche a un'industria, la disponibilità, assumendomi il rischio di concentrare i racconti di ciò che invece loro tutti i giorni sentono. Perché se lei va lì a telecamere spente, ok, si sente raccontare le storie che sono pubblicate in questo libro, le sanno, le vivono, però le tacciono. Quello che dico io non si può più tacere. Se vogliamo far cambiare le cose, sopravvivere, dobbiamo rendere noto al maggior numero di persone e che ognuno si liberi. Perché io conosco un sacco di persone che dicono: Cesare, io ho pagato perché avevo paura. E attenzione, in qualche altra regione d'Italia il pagare per paura ha una sua collocazione in una parola precisa. Sì, beh, ho capito, Pensateci. De Stefani, però non può, insomma, è grave quello che dice. È grave? Allora questo libro glielo regalo, se lo legge, ok? Però non è che può, ho capito, 41 bis ai presidenti di... No, ho capito, però sai, è grave quello che dice. È grave? Scusi, no. Questo l'ha detto Visco. Questo l'ha detto il ministro dell'economia Visco. Lei si vada a vedere le dichiarazioni del ministro Visco, che ha
che ha confermato. Sta dando dei mafiosi all'associazione di categoria, questo sto No, dicendo. io sto parlando di sia entrate, non delle Ecco, no, vabbè, attenzione. quindi me lo regala lo stesso il libro? Sì, no, io, Vabbè, no, ho io capito. dico che le associazioni di categoria sanno che i loro associati Dico solo un'ultima cosa così la faccio arrabbiare ma ancora. poi anche perché Ma ci sono e io la mille invito ad battaglie. andare, e io la invito ad andare Stefani. nell'associazione di categoria, ok, col microfono Ma lo spento, facciamo. e si sentirà dire, lei vada lì con degli Adesso associati questo che me lo hanno degli tengo, accertamenti in corso, e sa qual è la risposta dei funzionari? Ma te conviene pagare. Come me non conviene pagare? Certo. Questo è quello che si dice sempre. Invece io devo, per quanto riguarda le tasse, Combattere. pagare, no, non Ho combattere, capito. ma pagare ciò che devo pagare. È Perché giusto. le tasse sono il risultato di un conto economico matematico, non ideologico. Dico solo l'ultima cosa perché siamo già fuori coi tempi. È vero anche che molte battaglie, le associazioni di categoria, così come i sindacati, cioè, mi I dispiace perché... sindacati sì, Va- dei lavoratori sì. Ho capito, però insomma, mi dispiace che lei lancia d'accusa, stasera non c'è diciamo, la possibilità di replicare. Non sempre vengono accolte da chi deve legiferare, questo dico. Lei organizzi un Ah, tavolo beh, sicuramente qui faremo con una quelli che puntata di vogliono ring. replicare, e io sono qua. Vabbè, sicuramente faremo una puntata di ring. Grazie Cesare De Stefani, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo tra mezz'ora con Ring, grazie.